Cari telespettatori e telespettatrici, ben ritornati con noi. Buona festa della donna, giornata internazionale della donna, e noi abbiamo il piacere di festeggiarla con due signore nostre ospiti ed esperte, naturalmente dello SPI-CGIL regionale Veneto. Quindi ben ritornata Elena Di Gregorio, segretaria generale SPI-CGIL Veneto, grazie di essere qui con noi. Buongiorno, grazie a voi. E naturalmente Rosanna Bettella, responsabile regionale coordinamento donne sempre dello SPI Veneto, grazie anche a lei. Buongiorno a tutti. Festa della donna, ma in realtà è un momento di riflessione, bisogna farlo sempre, ogni giorno, con tutti i fatti che accadono e con continue situazioni che mettono in discussione certi diritti che purtroppo non sono acquisiti come dovrebbero essere. Ma quali sono i punti, i nodi focali sui quali e soprattutto il sindacato dei pensionati, delle pensionate intende puntare l'attenzione e soprattutto fare qualcosa di concreto, perché queste sono giornate, settimane estremamente impegnative, di azioni che non sono a spot ma che poi hanno un loro proseguo. Per parlare di questo, di capire meglio quali sono anche gli aspetti più critici secondo voi, io direi di incominciare con lei, segretaria. Allora, festa della donna, però per voi è come un momento, tirare le somme di un lavoro che state facendo e svolgete tutto l'anno. Certo, l'8 marzo è una festa importante, rischia ahimè di diventare una festa consumistica, no? Quella festa in cui si esce la sera magari tra amiche come unico momento, no, di sollievo rispetto a un prima e a un dopo che invece è molto pesante. Noi pensiamo, come dicevi, che l'8 marzo invece debba essere ancora oggi un momento di riflessione sulla condizione delle donne nel nostro paese e nel mondo. E questo vale per noi, per la nostra generazione, che è quella che ha fatto le importanti conquiste rivendicazione di diritti civiltà, ancora, sì, perché noi siamo la generazione che ha ottenuto passi avanti molto significativi dal punto di vista sia del lavoro che delle conquiste sociali nel nostro paese e pensiamo, insomma, sia importante che ci sia una consapevolezza diffusa, in particolar modo tra le giovani donne, perché finché si è nelle scuole non si avverte questa differenza molto forte tra donne e uomini, ma appena poi si entra nel mondo del lavoro ci si vede che la discriminazione è ancora molto marcata, c'è un divario ancora molto significativo, molto pesante da colmare tra donne e uomini nella nostra società e nel nostro paese. La situazione delle donne sta regredendo. Ecco, come mai notate c'è questo di fatto? Oltre a livello di retribuzione che in generale è regressione, poi le donne ovviamente ne risentono maggiormente. L'Italia è scivolata, era al 51esimo posto, è arrivata adesso all'82esimo posto su 144 paesi, quindi è ben al di sotto della media. Questo per quanto riguarda il divario retributivo tra donne e uomini. Ed è una situazione veramente pesante. Se noi questa la misuriamo con il fatto che noi abbiamo delle leggi che sono molto buone, che in teoria garantiscono le pari diritti, pari opportunità, ma noi facciamo veramente fatica a dare attuazione e conseguenza e concretezza a questi principi. Ed è un tema che riguarda appunto l'accesso al lavoro, dove le donne sono discriminate nonostante abbiano un tasso di scolarizzazione molto più elevato di quello degli uomini. In Veneto le donne sono quasi il 52%, quindi sono la maggioranza della popolazione e hanno una scolarità superiore a quella degli uomini. Le donne laureate, guardavo qui qualche dato aggiornato rispetto anche la situazione qui del Veneto, le donne laureate sono il 22% contro il 17% degli uomini. Se noi andiamo a vedere però le donne, l'occupazione, il tasso di occupazione femminile, le donne lavorano al 53%, gli uomini al 73%. Ma per scelta oppure di necessità? No, è una discriminazione nell'accesso, che significa appunto che uno trova difficoltà ad essere selezionata rispetto al lavoro, perché c'è ancora una forte prevenzione rispetto all'evento maternità, che determina un discrimine anche rispetto alla permanenza nei luoghi di lavoro. Sono tornate a crescere le dimissioni volontarie dopo il primo figlio. Questo dovuto al fatto che c'è un ritorno indietro brutale. C'è un ritorno indietro perché mancano servizi, perché per dare effettività alle pari opportunità nel nostro paese bisogna fare in modo che ci siano
effettivamente conciliazione, che ci siano servizi per consentire alle giovani madri di poter conciliare il lavoro con la famiglia. Se noi pensiamo che invece solo il 17% dei bambini in Veneto, che è una delle regioni insomma, dove le condizioni sono anche migliori di altre regioni, solo il 17% dei bambini ha accesso all'asilo nido, ci rendiamo conto che quanto sia complicato oggi poter gestire il fare figli con il lavoro, e infatti abbiamo un tasso di natalità che continua a decrescere nella nostra regione. Si fanno sempre meno figli e si fanno in età più avanzata del lavoro, anche perché con la crisi è peggiorata la condizione lavorativa, è peggiorata per tutti, i nostri giovani sono precari. I tassi di occupazione non sono tornati a quelli pre-crisi e in ogni caso la qualità del lavoro è cambiata perché abbiamo un'altissima percentuale di lavoro precario a termine. E se c'è questa condizione, è chiaro che è una condizione lavorativa ma diventa anche esistenziale. Come si fa a progettare una vita rispetto a questo? Come si fa a pensare che si possono fare figli se non c'è una garanzia retributiva che consenta di avere una qualche forma di sicurezza? E noi come generazione più anziana siamo costretti a fare anche quel welfare di sostegno alle famiglie, per cui noi come nonne, come nonni sosteniamo economicamente, perché appunto c'è una situazione di sperequazione economicamente, ma soprattutto in termini di servizio, di cura, supporto, di lavoro di cura. E poi c'è un altro elemento che non è cambiato, che è quello della distribuzione del lavoro familiare all'interno delle coppie. L'Italia ha ancora una distribuzione fortemente iniqua a carico delle donne. Il lavoro cioè nonostante siamo passati ormai di un po' di generazioni. Nonostante siano passati tanti anni, è come se alcune conquiste che ci sono nella società fatichino a rompere le mura domestiche, a entrare veramente nella famiglia, per cui la ripartizione del lavoro di cura è ancora poco. Ma lì è un problema, anche c'è anche una canzone che lo dice, ma di mamme, di educazione che ricevono i figli, secondo me, perché se un figlio riceve un'educazione di un certo tipo, dove gli si chiede tanto quanto alla figlia di fare certe cose, di prendersi certe incombenze, eccetera, poi crescerà dove spontaneamente gli viene cose da fare, cioè gli viene da reagire e non stare con le mani in mano, penso, no? Quando passiamo di genere. Sicuramente c'è un tema di esempio, no? Perché appunto di educazione, penso. Sì, di educazione, ma di esempi, perché poi l'educazione che si può dare anche in famiglia è come si comportano all'interno della coppia i genitori, no? Perché se uno può anche dire siamo donne e uomini sono uguali rispetto a quello, se poi uno cresce in una famiglia nella quale la mamma cucina e il padre legge il giornale, certo, è chiaro che l'esempio che viene, quello che si respira, quello che viene assorbito concretamente sono questi stereotipi, no? Poi appunto stiamo regredendo anche nelle scuole, anche negli insegnamenti. Ci sono appunto dei libri di testo che vengono riprodotti adesso nel quale si ripropone questo modello di famiglia tradizionale, nella quale anche appunto si associa alla madre il compito del lavoro di cura, di fare la spesa, di cucinare, di fare le pulizie a casa, e il padre invece è quello che lavora fuori, che quindi ha la dimensione pubblica, è quello che legge il giornale, che è quello che va a vedere la partita di calcio, insomma sono cose che si fa fatica a cambiare, a rompere come incrostazioni. Si fa ancora più fatica se oggi nel 2019 ci sono libri di testo che ripropongono questi schemi mentali, perché stiamo regredendo culturalmente, nel senso che c'è qualcuno che veramente pensa, anche in questo governo, che l'idea di famiglia debba tornare ad essere quella di una volta, quella dove il padre guadagna lo stipendio e la madre sta a casa a fare figli ed accudire i figli. E il lavoro di cura, purtroppo, in questa società, insomma, con questo modello di welfare, è ancora fortemente scaricato sulle donne. Pensiamo a tutto il tema che ci tocca molto da vicino, quello degli anziani, della non autosufficienza, una carenza di strutture come quella che caratterizza anche la nostra regione. Avere un anziano non autosufficiente significa pesare sulla famiglia, ma significa in particolar modo pesare sulle donne.
E questo diciamo, fare i conti con la realtà concreta rispetto a quelle che sono le nostre norme, che invece sarebbero molto paritetiche, perché noi abbiamo una normativa a livello internazionale tra le migliori. Quindi questa discrepanza tra le leggi e poi quella che è la società è abbastanza pesante. È proprio la cultura, sì, no? Esatto. Questo l'ultimo passaggio sul lavoro è quello, insomma, delle condizioni di lavoro. Non c'è una conciliazione nel lavoro, anzi le condizioni di lavoro sono talmente peggiorate per cui viene sempre più chiesta una flessibilità, una disponibilità 24 ore su 24 alle persone, senza tenere conto delle condizioni delle persone e delle famiglie, per cui viene chiesta flessibilità, ma non flessibilità positiva, flessibilità tutto vantaggio dell'azienda. Pensiamo a quello che sta avvenendo nella grande distribuzione, le aperture domenicali, le aperture quasi 24 ore su 24 dei centri commerciali, come se noi fossimo, anziché cittadini, dei consumatori perenni. Dietro di questo ci sono persone che lavorano con quei ritmi, con quelle condizioni. In Veneto, quando ci sono una coppia che lavora, 1 su 3 ha uno dei due partner che lavora la sera. Questo sta cambiando completamente anche gli equilibri familiari, la fatica del stare assieme, di tenere assieme una famiglia e appunto di fare figli. Noi abbiamo più di un terzo delle donne che è a part-time, ma non è un part-time volontario in molti casi, è un part-time involontario perché l'offerta di lavoro ha queste caratteristiche, è dequalificata, no? Mi servi per 8 ore, magari collocato in una fascia oraria scomoda. Oppure è un part-time obbligato appunto per i lavori di cura perché non riesci a conciliare in maniera diversa. Questo incide sulla retribuzione. Questo è fondamentale. Per cui poi appunto abbiamo un dato nazionale per cui le donne hanno, anche nel nostro Veneto, un 35% di retribuzione in meno, non fanno carriera, non hanno lavori qualificati, non hanno lavori coerenti con il titolo di studio, quindi è uno spreco. È uno spreco di risorse. Banca Italia dice che se le donne in Italia lavorassero, se aggiungessero quel 60% che è l'obiettivo che ci siamo dati in Europa, no? E il Veneto ha una percentuale alta perché è il 53%, una delle più alte, ma siamo lontani dal 60%, ma se in Italia le donne lavorassero al 60% avremmo più 7 punti di PIL, quindi l'intero sistema paese ci guadagnerebbe. Quindi è uno spreco di energie, è uno spreco economico per la società, ma questo avviene nel lavoro e poi conseguentemente nelle pensioni, e quindi le cose che noi diciamo da tempo rispetto alle pensioni delle nostre donne, che hanno la metà come pensione media degli uomini, è una conseguenza di un lavoro povero, di un lavoro discontinuo, del non riconoscimento del lavoro di cura. Assolutamente sì. Non ci sono, credo un po' a lei, dopo passiamo la parola anche a Rosanna Bettelli in altro spazio, e adesso si sta parlando di un reddito minimo, no? C'è stata una buttata, poi dopo vediamo vedere se si arriverà. Ma non è ipotizzabile istituire una normativa dove ci sia parità di reddito, a parità di mansioni? Perché poi nel privato, lasciamo stare i contratti collettivi, tutti quegli ambiti là, però dove siamo uno Stato dove ormai la maggior parte delle aziende sono di carattere piccolo e privato, succede di tutto e di più, a parità di mansioni sono retribuzioni completamente diverse, notevolmente diverse. La situazione è un pochino più complicata perché noi abbiamo i contratti nazionali di lavoro, quindi l'Italia ha una situazione un po' diversa rispetto agli altri paesi perché c'è un sindacato confederale, ci sono delle leggi e ci sono i contratti nazionali di lavoro che garantiscono quella che è la retribuzione contrattuale che deve essere riconosciuta a donne e a uomini. Dopodiché se io seleziono, per cui all'uomo do un lavoro qualificato e alla donna do il lavoro meno qualificato o part-time, è chiaro che io, pur rispettando formalmente il contratto, faccio una discriminazione e condanno quella donna ad avere una condizione peggiore. E questa è molto più sottile rispetto a come sono i percorsi di carriera, è molto più sottile, è difficile da aggredire, è un problema culturale, bisogna agire nella testa delle persone e soprattutto nella testa degli uomini, perché sono gli uomini che hanno i ruoli apicali, sono gli uomini che comandano, sono gli uomini che scelgono le persone. E finché la maternità diventerà un elemento penalizzante e non un valore per la società,
le donne che naturalmente fanno i figli saranno discriminate nel lavoro. Bisognerebbe dare i permessi parentali anche agli uomini, in maniera tale che per non un c'è datore... stata qualche novità? Sì, 3 giorni. 4 giorni. 4 giorni, cioè di cosa stiamo parlando? Bisognerebbe che, come avviene nel nord Europa, donne e uomini di fronte all'evento paternità e maternità siano messe nelle stesse condizioni, sia nel rispetto dell'azienda, ma anche e soprattutto per la responsabilizzazione nei confronti dei propri figli, perché deve cambiare il rapporto. Certo, adesso insomma è molto squilibrato e questo diciamo ci zavora pesantemente. Chiarissimo. Passiamo subito la parola a Rosanna Bettelli, un attimo solo andiamo in pubblicità così abbiamo tempo per parlare in modo approfondito, tra poco.